Al via le giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza, post acuzie, dalla medicina delle patologie alla sfida della complessità del paziente. Lo scopo degli incontri scientifici nelle giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza svoltosi ad Agrigento è quello di mettere in rilievo e in evidenza l'importanza dell'istituzione nel sistema sanitario nazionale e in particolare quello siciliano dei reparti di lungodegenza dove vengono trasferiti e ricoverati gli ammalati post-acuzie che necessitano di ulteriori cure e approfondimenti diagnostici e clinici. Queste cure e approfondimenti variano a secondo delle patologie di cui sono affetti gli ammalati, particolarmente provengono dalle divisioni cardiologia ed emodinamica interventistica, di emodialisi e di medicina interna, diabetologia, e che necessitano di aggiustamenti terapeutici e clinici, se essi sono cardiopatici, ipertesi ed aritmici, diabetici, nefropatici e in generale affetti dalla cosiddetta sindrome metabolica, che tanto è importante gestirla perché essa è rappresentata da un insieme di fattori di rischio per malattie cardiovascolari, renali e diabete. Il direttore scientifico del convegno è il primario del reparto di lungodegenza dell'ospedale di Agrigento, il dottor Onofrio Cacciatore. L'organizzazione tecnica è affidata alla Omnia Congress, un'azienda esperta nel settore eventi, guidata dal dottor Ugo Falsone. È chiaro che dopo quasi 2 anni di ferma dovuta alla infezione Covid parte di nuovo le giornate agrigentine di lungodegenza e medicina interna. Gli argomenti che abbiamo affrontato sono argomenti di carattere metabolico, parleremo molto di diabete, dei nuovi farmaci per il diabete, parleremo anche di nuovi farmaci che oggi vengono usati, nuove tecniche in cardiologia, ma parleremo anche dell'interazione tra cardiologia e diabetologia. Parleremo anche nella sessione successiva, quella di sabato, parleremo anche di pneumologia, vedremo quali sono oggi le sindromi più importanti, parleremo anche, abbiamo voluto introdurre quest'anno anche le linee di base per quanto riguarda le infezioni da Covid. Abbiamo qua la presenza anche del responsabile del CTS regionale, nonché dei professori universitari che fanno parte del comitato tecnico scientifico. Affronteremo il Covid nei minimi particolari, evidenziando soprattutto e chiarendo molto le idee anche ai nostri medici presenti, perché prima di tutto dobbiamo chiarirci tra di noi e poi cercare di persuadere e capire che cosa dire alla gente. La situazione di Agrigento com'è? La situazione di Agrigento sembrerebbe ancora calma, ma è in incremento rispetto a tutte le altre province siciliane, ma certamente se noi siamo bravi e adottiamo tutte le misure e i mezzi e le misure di precauzione, tra cui soprattutto l'uso della mascherina e la vaccinazione, riusciremo a contenere il virus. Io ho presentato le linee guida nazionali sul trattamento del paziente diabetico di tipo 2, il paziente che ha una certa età, che ha l'obesità, che ha la cosiddetta pancia per esempio, quindi che già di per sé è un fattore di rischio cardiovascolare. In queste linee guida c'è un cambiamento radicale dell'approccio terapeutico, perché sicuramente l'obiettivo è quello di normalizzare o di tendere a migliorare la glicemia di questi pazienti, quindi l'equilibrio metabolico, ma il principale obiettivo oggi è utilizzare farmaci che sono in grado di ridurre il rischio cardiovascolare, vuol dire meno infarti, meno ictus e meno ospedalizzazione per problematiche cardiovascolari. C'è un'alternativa all'insulina? Certamente l'insulina rimane un presidio importante, ma proprio in questo tipo di pazienti lo dobbiamo considerare solo e esclusivamente quando non raggiungiamo un buon equilibrio metabolico utilizzando nuovi farmaci. Nuovi farmaci vuol dire GLP-1 analoghi recetterali, gliflozine, sono nomi difficili ma fondamentalmente ormai sono farmaci prescrivibili che sono in grado di migliorare enormemente la qualità della vita dei nostri pazienti, farli dimagrire e soprattutto evitare morte, disabilità
infarto e ictus. Sono assolutamente onorata di partecipare a questo evento che so appunto esserci già da qualche anno, dove appunto stiamo affrontando il tema del diabete, delle malattie metaboliche e delle terapie innovative per i pazienti appunto affetti da diabete mellito tipo 2. Ecco, c'è una evoluzione nella cura del diabete? Assolutamente sì, abbiamo dei farmaci assolutamente innovativi, farmaci che allontanano sempre più la necessità di iniziare la terapia insulinica in questi pazienti, sono farmaci settimanali spesso che il paziente insomma, può gestire con molta più maneggevolezza rispetto alla terapia insulinica giornaliera e farmaci che intervengono prevalentemente nel danno vascolare, che è una caratteristica appunto del diabete, un evento del diabete di tipo 2 e hanno appunto azione di protezione, quindi non solo a livello renale ma anche a livello cardiovascolare. Quando una malata di diabete dimagrisce, che significa? Di solito temiamo quando c'è il dimagrimento che il paziente possa andare incontro al fallimento secondario, quindi non abbia più quella riserva pancreatica sufficiente a controbilanciare le iperglicemie e questo, l'iperglicemia stessa, porta appunto al danno al livello della massa grassa e poi al livello della massa magra, quindi il paziente dimagrisce. A quel punto siamo costretti ad intraprendere la terapia insulinica, non abbiamo possibilità di intervenire farmacologicamente perché il paziente non ha riserve pancreatiche sufficienti. Parleremo dei nuovi farmaci in grado di ridurre il potassio. Questo ione ha un ruolo fondamentale nel funzionamento di vari organi e tessuti eccitabili, come il cuore, come i nervi. Tuttavia, quando aumenta a livelli pericolosi, cioè sopra 5.000 equivalenti litro, diventa estremamente rischioso per la vita. E finora abbiamo avuto a disposizione dei farmaci in grado di ridurre l'assorbimento di questa sostanza, ma non particolarmente tollerati dai pazienti. Adesso, da pochi anni e da pochi giorni in Italia, disporremo si chiamano chelanti del potassio, che sono più tollerati e sono più efficaci e consentiranno anche di utilizzare questi farmaci laddove la somministrazione di altri farmaci necessari per la terapia di malattie gravi come lo scompenso cardiaco, come la malattia renale cronica, non consentirebbero l'impiego di tali farmaci. Quindi l'associazione con altri farmaci più importanti dal punto di vista del beneficio che il paziente ne ricava consentirà di ottenere un'alleanza farmacologica estremamente utile. Come valuta questa iniziativa, dottore? Questo giunto alla 6ª edizione oggi, questo appuntamento importante? Io vedo sempre l'aula piena o comunque molto interessata all'argomento. Se io faccio il confronto con gli incontri che avvengono a Palermo, adesso dopo che si sono riaperte le porte e gli incontri, i meeting che avvengono in presenza, continua a notarsi questa differenza. Cioè, c'è molto interesse qui ad Agrigento quando si organizzano questi meetings e di questo non possiamo che essere contenti. Grazie, dottore. Direi che entra soprattutto in questo tema perché si parla di diabete. Quando si parla di diabete si parla, ahimè, di cardiologia, perché ormai la correlazione tra diabete e malattie cardiovascolari è sempre più alta perché più passano gli anni e più aumentano i pazienti diabetici che molto spesso non sanno di esserlo
ed esordiscono con un infarto acuto. Oggi si sono trattati dei temi farmacologici di estrema importanza, anche avvalorati dalla presenza del professore Corrao, con dei nuovi antidiabetici che vengono utilizzati nei pazienti con scompenso cardiaco, perché si è visto che vi sono dei nuovi farmaci che agiscono, oltre migliorando il trend glicemico, andando a diminuire l'incidenza e la formazione della placca aterosclerotica e quindi di quegli eventi correlati al diabete come l'ictus e l'infarto. Quindi abbiamo fatto un punto insieme ai nefrologi, agli internisti, ai medici di famiglia, ai diabetologi e ai cardiologi. Ringrazio il dottore Cacciatore per l'organizzazione di questa 6ª edizione, finalmente in presenza, e che sia di buon auspicio.